Quarta corsa, sono in 9 puledri al via, corsa di alta qualità, vincitori da 3 a 11.000 euro nella carriera, 1 Dimpian Up SM, 2 Dream, 3 Daylight B, 4 Diana Jet, 5 Diva Indal, 6 Davos dei Greppi, in seconda fila 7 Dai De Petral, 8 Do It Better, 9 Diamond Francis. Favorita è Diana Jet quando l'autostart accelera e li lascia con velocità da parte di Diana Jet, che va subito a condurre nei confronti di Dream, che cerca di mantenere la scia della leader. All'esterno Davos dei Greppi, che dà la schiena a Diva Indal, quindi ancora l'uno di Dimpian Up SM. Poi Daylight B, Diamond Francis, Do It Better, Dai De Petral, 14,6 il lancio da parte di Diana Jet, che deve spendere un pochettino per respingere Davos dei Greppi, il quale cerca posto alla corda, non lo trova però perché in terza posizione serra sotto Dimpian Up SM e allora si muove allo scoperto Diva Indal, che si trascina Diamond Francis, che va a fare la terza pariglia. 29,6 il primo quarto, svelto visto che sono puledri, i primi 600 in 46 con la leader, che può ora provare a rifiatare un pochettino. Diva Indal è all'esterno e arriva ora in terza ruota la puntata da parte di Diamond Francis, che cerca di aggirare il gruppo quando siamo a metà gara, passata in 1-1,5 con una frazione di 32. Diamond Francis, che imboccato alla curva allarga un pochettino, cerca di tenerlo impegnato Andrea Farolfi, che lo porta ora all'esterno di Dream, mentre Diva Indal non fa progredire il treno esterno, il chilometro in 1,16,7 è in vantaggio Diana Jet nei confronti di Diamond Francis. Poi Dream, ancora Dimpian Up SM, allunga ora la battistrada, che mette in leggera difficoltà Diamond Francis, il quale può scendere secondo alla corda e rifiatare un po'. Poi ancora Dimpian Up SM, che è passata in terza posizione, la dritta l'ha passata in 14,8 e Diana Jet ha guadagnato margine importante nei confronti del resto dei rivali. Diana Jet che si sta allontanando dal gruppo per fare passerella in retta d'arrivo. Diana Jet che vince dall'alto di una qualità nettamente superiore a quella dei rivali odierni, vince di quanto vuole Antonio Di Nardo, con Diamond Francis che fa il secondo. Al terzo Daylight B, 1,15,5 ragguaglio cronometrico, meno di un minuto gli ultimi 8 per il successo netto della figlia di Maharaja. Antonio Di Nardo alla guida, Gennaro Casillo al training, i colori del signor Giuseppe Russo. Il successo facilissimo in percorso di testa per Diana Jet, che dopo 3 vittorie consecutive al debutto, un paio di stop, riprende il discorso vittoria, venendo a largheggiare nei confronti di Diamond Francis, che corre davvero molto bene al secondo posto con il numero scomodo. Al terzo finisce forte Daylight B.